Ben ritrovati, eccoci pronti con le notizie all'interno del nostro TG. Cominciamo dai titoli. Massima allerta in Calabria per il coronavirus, attiva la task force. Intanto pericolo scongiurato per la donna atterrata ieri sera alla Mezzia Terme, a cui era stata riscontrata la temperatura elevata. Il test è negativo. A Villa San Giovanni arriva la commissione d'accesso antimafia, il sindaco, siamo sereni, offriremo alla commissione d'accesso tutta la collaborazione e il supporto possibile per il completamento dell'accesso ispettivo. 30 anni di reclusione, la condanna inflitta al termine del processo celebrato con rito abbreviato per l'omicidio di Antonio Barbieri, il giovane ucciso a Corigliano Rossano lo scorso anno, condannato a 16 anni il complice, motivi passionali alla base del delitto. Ancora una sconfitta casalinga per il Cosenza, che contro il Frosinone va subito sotto nel primo tempo e non riesce a rimontare nella ripresa. Il Crotone domani ospita il Pescara. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano ancora il coronavirus, c'è un nuovo caso sospetto in Calabria. Si tratta di una donna di 37 anni di Campocalabro che nei giorni scorsi è stata in Veneto. La situazione della donna è stata segnalata dal suo medico di famiglia. La 37enne, ricoverata in isolamento nell'ospedale di Reggio Calabria, è sottoposta al test del coronavirus. I tamponi sono stati inviati all'Istituto Spallanzani per gli accertamenti del caso. Il sindaco di Campocalabro, Rocco Alessandro Repaci, in un comunicato riferisce che le persone con le quali la donna è stata a contatto sono al momento in quarantena volontaria in via prudenziale. Tutti i provvedimenti fin qui assunti, comunque, aggiunge il sindaco, hanno un carattere precauzionale e al momento non sussiste alcun pericolo. In caso di positività dei test saranno presi provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione. Intanto in Calabria è attiva una task force per quanto riguarda invece l'altro caso sospetto della ragazza che ieri era atterrata alla Mezzia Terme. Il test è negativo, quindi si è risolto per fortuna con un nulla di fatto. I particolari, anzi il punto, nei nostri servizi. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha istituito una task force per garantire tutti gli interventi eventualmente necessari nel caso di una possibile diffusione del coronavirus. Il gruppo di lavoro, permanentemente attivo, è coordinato dal dottor Mario Marino, direttore del Dipartimento di Prevenzione, coadiuvato dall'incarico dal dottor Pierfrancesco Rocca, dirigente medico dell'unità operativa complessa di igiene e sanità pubblica. L'ASP ha inoltre attivato tutte le indicazioni internazionali emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, comprese le procedure operative per la gestione di eventuali casi di infezione. Le procedure di presa in carico dei pazienti nei diversi setting assistenziali sono in costante aggiornamento e saranno condivise con specifici documenti di indirizzo, allineati con i dati e le informazioni più recenti disponibili. Al fine di evitare inutili e ingiustificati allarmismi, si invita la popolazione ad attenersi alle sole informazioni ufficiali diffuse dal Ministero. L'ASP poi raccomanda l'impiego di tutti i semplici accorgimenti igienici, ovvero il lavaggio frequente delle mani, starnutire o tossire posizionando davanti al viso fazzoletti monouso che limitano la trasmissione di tutte le infezioni respiratorie trasmissibili. Il sistema di monitoraggio attivato dall'azienda sanitaria cosentina prevede un'unità centrale di coordinamento, costituita, oltre che dai medici Marino e Rocca, dal dottor Vincenzo De Carlo. Gli uffici di igiene, scrive l'ASP nel comunicato pubblicato sul proprio portale web, sono stati appositamente istruiti e sensibilizzati per la gestione dei casi sospetti o per fornire le informazioni utili per la sorveglianza sanitaria della popolazione. Si tratterebbe solo di influenza e non di coronavirus, ma anche in Calabria si sono vissute ore di apprensione per un caso sospetto segnalato all'aeroporto di Lamezia Terme. Si tratta di una donna che era a bordo di un volo proveniente dal nord Italia atterrato allo scalo Lametino ieri sera. Negli aeroporti calabresi sono stati attivati i controlli della temperatura corporea per quanti arrivano con voli nazionali e internazionali, controlli che la passeggera non avrebbe superato. La temperatura era di 37,7, ma a far scattare
bloccare la procedura di emergenza è stato il fatto che nei giorni scorsi la donna aveva partecipato ad un convegno insieme ad una sua collega che avrebbe avuto a sua volta contatti con il 38enne di Bergamo identificato come caso 1. La donna è stata accompagnata nel reparto di malattie infettive del Pugliese Ciaccio. L'ospedale di Catanzaro ha attivato tutte le procedure previste per i casi sospetti. Sono stati effettuati i primi test che sarebbero appunto risultati negativi. Anche questa volta è stato gestito egregiamente, grazie al Dipartimento, alla Protezione Civile, alla Salute, l'aeroporto, insomma tutto il comitato, la task force che abbiamo messo in piedi ha risposto perfettamente. Per precauzione abbiamo ritenuto di trattenere la signora in ospedale fino ai primi giorni della prossima settimana in modo da ripetere il test. Dopo i focolai di coronavirus registrati anche in Italia, le prime 2 vittime italiane, un 78enne di Padova e una donna residente in Lombardia, le misure di sicurezza sono state intensificate e intanto in Calabria è operativo alla Regione il tavolo congiunto Protezione Civile Dipartimento Tutela della Salute. Nessun allarme ma massima attenzione. C'è un comitato operativo permanente con la sede della Protezione Civile da Roma. La Presidente Santelli è in continuo contatto con noi e da stamattina presto, insomma, che abbiamo concordato la linea, chiesto notizie, abbiamo insieme a lei deciso di allertare un tavolo esteso ai prefetti, al dirigente scolastico, a tutte le istituzioni, insomma, proprio per fare il punto. Questo sicuramente lunedì sarà operativo, sempre con lo stesso intento, che è quello di mantenere all'allerta al massimo, ma evitare allarmismo, evitare che si sparga il panico e che ci sia una preoccupazione eccessiva. Al momento non c'è nessunissima preoccupazione in Calabria e comunque le strutture stanno rispondendo, anche quando ci sono questi falsi allarmi o questi sospetti che poi non vengono confermati. Per fortuna sta rispondendo come se fosse. Intanto, dopo l'acceso dibattito sui social e l'avvio di una petizione online in cui si chiede ufficialmente al Comune il rinvio della fiera di primavera a Cosenza, parliamo della fiera di San Giuseppe, la Commissione Attività Produttive di Palazzo dei Bruzzi, la Presidente, ha convocato per lunedì un incontro urgente. Vediamo. Sui social è partita anche una petizione online in cui si chiede il rinvio della tradizionale fiera di San Giuseppe a Cosenza. Il rischio contagio per il coronavirus spaventa, così la Commissione Attività Produttive di Palazzo dei Bruzzi, presieduta da Annalisa Apicella, ha convocato una riunione urgente per lunedì prossimo 24 febbraio. La partecipazione alla fiera di migliaia di esercenti provenienti da tutta Italia, si legge nella nota, espone la città a un rischio che è doveroso accertare e valutare unitamente agli organi sanitari preposti e alle autorità di protezione civile. Non v'è dubbio che la mobilità delle persone, l'approvvigionamento delle merci da parte degli ambulanti presso distributori di diverse nazionalità, senza avere la certezza di aver osservato il periodo di quarantena, aumenta il rischio di contagio ed il suo proliferarsi. A ciò si aggiunga la promiscuità di migliaia di avventori in fiera che possono determinare una diffusione incontrollata del virus. Tutto ciò, senza determinare ossessioni, impone un'attenta valutazione della situazione, conclude la nota, affinché il sindaco e le autorità di sicurezza pubblica adottino le scelte più idonee onde evitare rischi sanitari. Nei prossimi giorni verranno auditi anche esperti in virologia per ponderare tutto al meglio e garantire la sicurezza dei cittadini. Cambiamo argomento. A Villa San Giovanni arriva la commissione d'accesso antimafia. Il sindaco dice: siamo sereni, offriremo alla commissione d'accesso tutta la collaborazione e il supporto possibile per il completamento dell'accesso ispettivo. Vediamo. Il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani ha nominato e fatto insediare una commissione d'accesso antimafia al comune di Villa San Giovanni. I componenti della commissione sono Emilio Saverio Buda, dirigente della prefettura, Francesco Picone, funzionario informatico della stessa prefettura, il maggior Marco Vatore, comandante del nucleo investigativo del reparto operativo dei carabinieri di Reggio Calabria.
Piena collaborazione viene annunciata dal sindaco facente funzioni di Villa Maria Grazia Richichi. Siamo sereni, scrive in una nota, daremo tutto il supporto possibile. Il compito della commissione sarà delicato, verificare l'eventuale presenza di interessi illeciti dell''ndrangheta nella vita dell'amministrazione comunale. Un insediamento che arriva dopo l'inchiesta del dicembre scorso che aveva visto coinvolto il sindaco Siclari, attualmente sospeso, impiegati ed ex dirigenti e i vertici della società di navigazione Caronte Tourist. Quell'indagine era incentrata sui rapporti intercorsi tra ente e società, ma non solo. Secondo alcune dinamiche considerate dall'inchiesta, alcune cosche del Regino avrebbero avuto interessi nella gestione di alcuni lavori. L'indagine fu un terremoto, ma l'amministrazione comunale cercò di proseguire la sua attività, riuscendo a ritrovare una quasi normalità. Adesso la notizia dell'insediamento della commissione d'accesso e vedremo quali sviluppi ci saranno. Ancora per la cronaca, 30 anni di reclusione, la condanna inflitta al termine del processo che è stato celebrato con rito abbreviato per l'omicidio di Antonio Barbieri, il giovane ucciso a Corigliano Rossano lo scorso anno, condannato a 16 anni, il complice, motivi passionali alla base del delitto. Vediamo. Il 12 gennaio del 2019 Antonio Barbieri venne trovato privo di sensi con una vistosa ferita d'arma da fuoco alla testa all'interno della sua auto, una Mercedes nera parcheggiata in uno spiazzo condominiale allo scalo di Rossano. L'auto aveva ancora i fari accesi e le chiavi inserite. Il giovane morì dopo 4 giorni di coma all'ospedale di Cosenza. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Castrovillari, sin da subito si concentrarono sulla pista passionale. Gli inquirenti riuscirono in poco tempo ad individuare il movente e gli autori del delitto. Adesso si è concluso il processo con rito abbreviato nei confronti di Cristian Filadoro, accusato di essere stato l'esecutore materiale del delitto e condannato a 30 anni di reclusione. 16 anni invece per Vincenzo Fornataro, accusato di omicidio in concorso. Quella sera fu lui ad accompagnare con la propria auto Filadoro da Corigliano a Rossano. La sentenza è stata emessa nel Tribunale di Castrovillari dopo 2 ore di Camera di Consiglio e dopo le arringhe di accusa, parti civili e difesa. Il pubblico ministero Giovanni Tedeschi, al termine della requisitoria, nella quale ha ripercorso le fasi dell'accaduto, aveva chiesto per Filadoro la pena dell'ergastolo e la condanna a 14 anni e 8 mesi per Fornataro. La difesa di Filadoro ha puntato sulla carenza di prove soprattutto inerenti alla premeditazione, mentre il difensore di Vincenzo Fornataro ha sottolineato come il proprio assistito si sia trovato coinvolto nella vicenda senza alcuna volontà di concorrere all'omicidio di Barbieri. Nella vicenda sono coinvolte anche altre 2 persone, la fidanzata di Filadoro e la madre di lei, accusate di favoreggiamento. Le posizioni delle 2 donne sono state stralciate e saranno giudicate con un altro procedimento e con rito ordinario nel processo che inizierà il prossimo mese di maggio. L'attuale fidanzata di Filadoro in passato era stata legata sentimentalmente alla vittima. La ragazza lavorava proprio di fronte al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. L'omicidio, secondo le ipotesi investigative, sarebbe il frutto di un'azione punitiva, probabilmente dopo una lite tra Barbieri e Filadoro. Le serrate attività investigative nel giro di pochi giorni avevano quindi consentito di stringere il cerchio. Duisburg, la città tedesca nota per la strage di Ferragosto del 2007, diventa presidio ideale di un'alleanza istituzionale per fermare i clan calabresi presenti in Germania e in Olanda. Vediamo. Duisburg, città tedesca prima nota per essere stata base della nazionale di calcio campione mondiale del 2006, poi per la strage di 'ndrangheta che insanguinò il Ferragosto del 2007, passata nella storia del crimine come una tragica espansione della faida di San Luca, torna ancora d'attualità come presidio ideale non solo di un'alleanza istituzionale per fermare i clan calabresi presenti e fortemente operativi in Germania e Olanda. In una audizione al Parlamento europeo, Uwe Mühlhoff, procuratore di Duisburg, partendo dal lavoro svolto con l'autorità giudiziaria italiana nell'inchiesta denominata Pollino, 90 ordinanze di custodia cautelare nel 2018 tra Sud America e Europa, racconta il lavoro che si sta facendo e che si vuole sviluppare sul fronte anti-'ndrangheta. Tutto parte con l'istituzione di un team operativo tra Germania, Italia e Paesi Bassi. Duisburg aveva rappresentato una tragica realtà per i tedeschi. La 'ndrangheta non era più un problema calabrese o italiano, ma
anche loro. Da qui una nuova consapevolezza che portò a cambiare le carte in tavola. Le investigazioni si modificarono, la mafia calabrese diventò un monitorato speciale, sebbene le leggi vigenti non considerassero l'associazione mafiosa. Anni di lavoro dunque. Nel 2016 però i primi importanti risultati, si toccò con mano il problema e nel 2018 si arrivò all'operazione Pollino. Ma già 4 anni prima, nel 2014, i magistrati olandesi avevano lanciato l'allarme. Al confine con la Germania bar e ristoranti erano stati aperti in rapida successione, locali di successo ma che puzzavano di 'ndrangheta. Un inizio di percorso che svelò una realtà inquietante che evidenziava il potere economico immenso e la forza pervasiva delle cosche calabresi. Un particolare davvero inquietante: il DNA di uno degli arrestati dell'operazione Pollino era stato rintracciato anche sul luogo della strage di Duisburg. Pensate un po'. Bisognava agire e non si perse tempo. I risultati oggi sono sul tavolo, ma è ancora poco, riconosce Mühlhoff. Molto va fatto anche in termini legislativi e di concessione di poteri più forti ai corpi di polizia. Torniamo alla notizia di apertura, al coronavirus, perché il governo sta lavorando a un decreto legge con una serie di misure speciali per contenere il diffondersi del coronavirus. Secondo quanto apprende l'ANSA, questa è la fonte della notizia, il Consiglio dei Ministri sta ipotizzando una serie di misure che consentirebbero di intervenire su diversi aspetti, dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività lavorative, fino alla possibilità, sulla quale si sta discutendo, di utilizzare in caso di necessità forze di polizia e militari per far rispettare le prescrizioni. Torniamo in Calabria, a Cosenza. Il comune ha presentato i nuovi autobus ecologici che sono stati dati in dotazione proprio all'Amaco. Vediamo. L'Amaco, l'azienda per la mobilità nell'area cosentina, sta rinnovando il suo parco macchine con nuovi mezzi sempre più ecologici e sostenibili. Presentiamo il rinnovo del parco mezzi di Amaco che grazie all'impegno di questi anni anche dell'amministrazione comunale, anzi soprattutto dell'amministrazione comunale, può oggi mettere in campo un 10% di parco rinnovato per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale e un terzo del parco mezzi rinnovato per il servizio al volo. Un grande risultato che ci consente di esercitare in modo più corretto il nostro ruolo di azienda pubblica e di far viaggiare i nostri utenti in modo più sicuro e più comodo. Cosenza punta molto sul trasporto pubblico urbano. È la frontiera nuova, diciamo, della mobilità sostenibile in tutti i paesi del mondo. Qui a Cosenza stiamo lavorando sul progetto del tram di superficie che collegherà l'università con l'ospedale. È un sistema più democratico perché consente a tutti di spostarsi più liberamente senza ricorrere all'uso dell'auto in città che inquina e crea il traffico e congestione urbana. Stiamo rinnovando i mezzi di Amaco, abbiamo il parco macchine più ecologico d'Italia. Stiamo lavorando su sistemi anche di mobilità sostenibile come la ciclopolitana, che con le piste ciclabili unirà tutti i punti di interesse e tutti i luoghi più importanti della città e poi anche dell'area urbana. Cosenza è una città proiettata anche da un punto di vista della mobilità al futuro. Speriamo che in questi anni possa essere completato quel progetto che abbiamo portato avanti e che abbiamo in mente, che riguarda appunto un modo di vivere la città molto più sostenibile, meno inquinante, molto più legato ai sistemi di trasporto pubblico, che disincentiva l'utilizzo delle auto. Ecco, questi sono i principi che stiamo portando avanti, che portano la città di Cosenza ad essere con una visione molto più avanti rispetto a quelle del centro-sud Italia, in linea con le esperienze migliori che ci sono in campo europeo e in campo internazionale. Giovani e lavoro al sud Calabria e Basilicata, a confronto con Carmen La Sorella e gli studenti del Matteo Pitagora Calvosa. Vediamo. Giovani e lavoro al sud, Calabria e Basilicata a confronto, il tema dell'incontro che ha visto questa mattina a Castrovillari la giornalista e conduttrice Carmen La Sorella dialogare con gli studenti del Mattei Pitagora Calvosa. Il lavoro non è qualcosa che si trovi sotto così un cavolo, qualcosa del genere, cioè una cultura per fare lavoro e quindi accettare la mentalità e il senso di come i tempi cambino e come ci si debba preparare per fare il lavoro. Cioè il lavoro non lo regala nessuno, il lavoro con la nostra competenza
con la nostra determinazione, con la nostra conoscenza dei luoghi, delle situazioni, eccetera, dobbiamo crearla. Quindi in realtà difficili come la Calabria, come la Basilicata, dove purtroppo c'è una cultura che è la cultura del chiedere, non del costruire, bisogna appunto cambiare mentalità, bisogna uscire, ma non la fuga dei cervelli, bisogna partire per tornare, bisogna toccare, conoscere il mondo per capire che le cose vanno in un'altra maniera e quindi per poter andare bene anche qui bisogna che ci si stacchi dalla mentalità di questa realtà per costruire quello che è il nostro tempo. Da qui il bisogno di accompagnare, come suggerisce il momento, con una nuova cultura, gesti, esperienze, percorsi e persone tra livelli che una volta sembravano acquisiti. Questo è un territorio che ormai ha investito sul turismo sostenibile e sull'agricoltura di qualità dall'altra parte, quindi da questo punto di vista, se posso dirlo, almeno la parte sud della Basilicata e la parte nord della Calabria hanno realizzato un tutt'uno, grazie molto probabilmente anche a questo punto di cerniera che è rappresentato dal parco. L'evento, inserito nel variegato cartellone del Carnevale di Castrovillari, moderato da Pasquale Pandolfi, vicepresidente dell'Accademia Apollineana, rientrava nel focus Basilicata, inserito nella quinta edizione del Festival Antropologico dei Popoli, 15ª Festa delle Culture e Carnevale Glocale. A portare i saluti il professor Bruno Barreca, dirigente scolastico del Mattei Pitagora Calvosa, Filippo Capellupo, presidente regionale Umbri, e il presidente della Proloco di Castrovillari, Eugenio Iannelli, e il sindaco di Castrovillari, Mimmolo Polito. Il tema di stamattina è particolarmente importante, i giovani, il lavoro e il sud in modo particolare, e quindi la necessità, l'impegno, l'obbligo da parte di noi amministratori di studiare, di individuare dei percorsi per arrestare questo fenomeno oramai drammaticamente in crescita, che è quello della emigrazione. Lo sport cade nell'anticipo, il Cosenza che al Marulla perde 2-0 contro il Frosinone di Alessandro Nesta, succede tutto nel primo tempo e poi, nonostante la buona prova della ripresa, la squadra di Pillon non riesce a recuperare lo svantaggio, vediamo. Ancora un passo falso per il Cosenza che al Marulla non concede il bis dopo la vittoria di Livorno, incappa nella terza sconfitta consecutiva fra le mura amiche. I lupi non riescono a invertire il trend, troppo poche 2 vittorie casalinghe conquistate fino a questo punto del campionato e la salvezza deve passare anche dall'impianto cittadino. Ma tornando alla sfida con il Frosinone, la squadra di Pillon appare nei primi 45 minuti poco determinata e contratta e subisce la verve degli avversari che in pochissimi minuti mettono sotto i calabresi, chiudendo subito la gara. Al 14° è Dionisi a sbloccare il risultato raccogliendo un traversone basso di Novakovic, poi 6 minuti più tardi sono ancora i Ciociari ad avere la meglio con il raddoppio siglato proprio da Novakovic che finalizza una perfetta ripartenza. Il Cosenza alle corde, ma dopo il riposo Pillon corre ai ripari, cambiando modulo e passando dal 4-3-3 al 3-5-2, inserendo Schiavi al posto di Pierini. I rossoblù allora provano a rimontare, ma nonostante le tante occasioni avute, trovano la precisa e puntuale opposizione dell'estremo laziale Bardi, che spegne ogni speranza di riacciuffare la sfida. E il match scivola via fino al fischio finale. La squadra di Nesta consolida il secondo posto con il 5º successo consecutivo, mentre per il Cosenza è notte fonda, anche se la matematica offre ancora chance ai rossoblù. Non abbiamo fatto bene il lavoro che dovevamo fare, nel senso che abbiamo concesso delle occasioni su palla nostra e quando tu concedi delle occasioni così a una squadra così forte le fanno. Diventa difficile poi rimediare a una situazione così sul 2-0, è diventata una cosa in salita, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio. Abbiamo avuto delle opportunità anche di fare gol, è stato bravo il loro portiere, però la mia colpa è del primo tempo. Il primo tempo non abbiamo fatto bene e l'abbiamo pagato. Seduta di rifinitura mattutina al centro sportivo per il Crotone in vista del match di domani sera contro il Pescara. Al termine dell'allenamento il tecnico Stroppa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro gli abruzzesi. Vediamo. Conta la vittoria al di là dell'avversario, così mister Stroppa alla vigilia della sfida con il Pescara. Il Crotone dopo il KO a Castellammare di Stabia vuole tornare a correre per un posto al sole nei play-off promozione, bisogna ripartire con il piede giusto.
c'è da fare quello che dobbiamo fare noi, che è vincere la partita. Quindi non mi interessa nessun altro aspetto se non quello di vincere la partita, di fare i 3 punti. Pescara è comunque un avversario rognoso, ma è inutile guardare in casa d'altri. La rifinitura mattutina ha offerto spunti e indicazioni importanti al tecnico, che potrebbe cambiare qualcosina nel reparto arretrato. Ho parlato con qualche ragazzo e ho fatto uscire questa situazione qua. E sinceramente da parte mia è vero, sono in difficoltà, ma è una difficoltà finalmente di positività. Vuol dire che la squadra sta in salute, vuol dire che bisognerebbe giocare in 14 o 15, non è possibile, però questo ci porta anche ad avere una mentalità magari che nell'arco dei 95 minuti ti possa portare nei cambi a vincere la partita. Ora in Serie C vediamo quali sono gli impegni delle squadre calabresi. Grande entusiasmo anche per l'acquisizione del centro sportivo Sant'Agata a Reggio Calabria, un altro tassello importante per la società del presidente Gallo, che a piccoli passi sta ricomponendo un puzzle che porta dritti verso la cadetteria. La squadra di Toscano ritrova De Rose per una gara importante con la Paganese. Si va a caccia del 6° risultato utile consecutivo, anche se non c'è da sottovalutare l'avversario. La Vibonese spera di ripetere la prestazione e soprattutto il risultato dell'andata contro la Casertana. Al Pinto ci sarà un clima caldissimo, ma i campani non navigano in buone acque e nel girone di ritorno non hanno ancora conquistato un successo. Chiude il quadro il Rende, che ospita l'Avellino, una sfida a salvezza, l'ennesima, ma mister Rigoli vuole provarci fino alla fine. E adesso, come di consueto, in chiusura le previsioni del tempo. Come anticipato nella precedente puntata, le festività di Carnevale saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche miti e stabili e con temperature che aumenteranno progressivamente dalla giornata di domenica, raggiungendo valori di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in deciso aumento. Passiamo a mari e venti, domani mari generalmente poco mossi e a tratti mossi, con venti deboli di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Michele Cava in regia, Giuseppe Costanzo in messa in onda, noi vi auguriamo un felice weekend.